Prego, signor Sindaco. Sì, grazie Presidente. Allora, comunico al Consiglio Comunale che con decreto 31 del 14 novembre 2023 ho conferito gli incarichi dirigenziali al dottor Daniele Nazzarini, che è qui presente, che ringrazio ovviamente per l'inizio del lavoro che svolgerà nel nostro Comune, quale responsabile del settore economia e finanze e del servizi informatici afferenti al settore affari generali istituzionali così come definiti dalla presente struttura organizzativa. Al dottor Lazzarini, che è assunto ovviamente a tempo indeterminato a decorrere dal 20 novembre 2023. Questa è la prima comunicazione. La seconda, comunico che con decreto numero 32 del 22 novembre 2023 ho proceduto a revocare all'assessore comunale Daniele Piozzo Brasiola le deleghe e ho proceduto nello stesso ovviamente momento, nello stesso decreto, a nominare, ad attribuire le funzioni di vice sindaco all'assessore Elena Zennaro, avvocato Elena Zennaro. Momentaneamente le deleghe che erano del vice sindaco sono attribuite al sottoscritto ad interim e quanto prima saranno ovviamente assegnate a altri componenti della giunta comunale. Sì, consigliere Lucio Chiotto, prima di passarle la parola, visto che me l'aveva chiesto precedentemente all'inizio del Consiglio, lei può intervenire ai sensi dell'articolo 56,2 a nome del Partito Democratico per associarsi a queste comunicazioni o dissentire. Prego, 2 minuti. Grazie Presidente, avevo chiesto già nella riunione di capigruppo di poter intervenire questa sera dopo le comunicazioni del Sindaco. È una delusione totale, Sindaco, il suo intervento di tipo burocratico per esprimere la decisione di avere mandato a casa, usiamo i termini giusti, lei ha mandato a casa il suo vice sindaco senza proferire una spiegazione sulle ragioni politiche che lo hanno portato a una scelta così pesante dal punto di vista politico e dolorosa anche per la sua maggioranza, per il partito che ha indicato Piozzo Daniele come vice sindaco. Non sarebbe a me, sindaco, star qua a prendere le difese di Piozzo Daniele, sicuramente un assessore presente, sicuramente un assessore che quando si trattava di mettere la faccia c'era. A volte non eravamo d'accordo, anzi per lo più non eravamo d'accordo con le posizioni politiche, organizzative, amministrative che questo assessore proponeva. Restiamo ulteriormente basiti nel sentire che si penalizza un assessore presente e si dà l'incarico di vice sindaco a un assessore in me. Non me ne voglia, non ho niente di personale nei suoi confronti, a un assessore assente in consiglio, assente nel dibattito politico, assente nei ruoli istituzionali di questo consiglio. E allora il sindaco decide di fare questo senza spiegare il motivo, magari cercando di trovare qualche piccolo cavillo che magari le chiacchiere di palazzo, sindaco, dicono problemi personali. No, lei ha deciso di lasciare a casa Piozzo Daniele perché non d'accordo sulla conduzione politica amministrativa della città. Le vicende di Saloni, le vicende di Valderio, le scelte sotto banco che lei continua a gestire in questa città come che la città fosse sua personale. Lei è stato eletto sindaco, voglio ricordarlo, dal 25% dei cittadini di Pionta. Sto chiudendo. Sì, 25%. Si decide di uccidere attività economiche in zona Saloni, si decide di penalizzare i cittadini di Saloni, si decide scelte strategiche della città senza che questo Consiglio ne conosca le questioni, ma soprattutto una cosa grave, i cittadini di Chioggia non sanno esattamente cosa lei sta tramando sulla pelle della nostra città. grazie.
applaudire in un senso, fischiare nell'altro durante il Consiglio Comunale, che non siamo al cinema neppure al teatro. Grazie. Buonasera consigliere, grazie della sua preziosa presenza. Allora, continuiamo con le interrogazioni. Punto numero 2. Vai a casa!